Il prossimo intervento è di uno dei maggiori esperti di formazione manageriale ed aziendale in Italia, con oltre 30 anni di esperienza al suo attivo. Allora un grande applauso per Sergio Borra. Benvenuto, a lei il palco. Grazie mille. Buongiorno. Allora, so già che mi commuovo, l'ho detto al tavolo prima, perché il primo corso che ho tenuto per Coldwell & Banker era nel 2012-2013, c'erano state 20 persone a dir tanto. Posso solo immaginare la felicità che può aver provato Roberto sul palco quando ho visto questa platea enorme, quindi veramente per me è un grande piacere essere qua. So che penserete, lo dice a tutti gli eventi in cui è invitato, ovviamente. Mai successo che abbia detto che palle essere qui, mai. Ammetto che ogni tanto l'ho pensato ma non l'ho mai detto, ma qui non è piacere, qui è gioia pura, proprio perché qui percepisco autenticità. E sono quasi 40 anni che faccio questa attività, ho avuto in aula 225.000 persone, ho lavorato in tantissimi settori, ma non è facile percepire questa autenticità. E credo che tutto nasca dal fondatore, nasca da Roberto. E quando ho conosciuto Roberto per la prima volta, lui ha avuto un grande vantaggio, un'intuizione. Lui credeva in ciò che non si vedeva. E penso che questo sia qualcosa di più di una vision. È quello che fa un contadino. Un contadino cosa fa? Semina e poi tutti i giorni, di tutte le settimane, di tutti i mesi, per anni, si alza ogni mattina, che abbia voglia o non abbia voglia, che sia motivato o demotivato, che sia triste o sia allegro, che ci sia il sole o ci sia la pioggia. Quel contadino si alza e cura quel seme e lo fa per anni finché dopo un po' nasce una fogliolina. Ha creduto in ciò che non si vedeva e penso che quello che ha fatto Roberto e tutti quanti voi sia questo, credere in ciò che non si vede. Quando tra qualche anno qui ci saranno ancora più persone è perché tutti quanti qui avranno creduto in ciò che non si vede. E quindi penso che ognuno di voi nella propria vita abbia avuto questa vision, ossia, cos'è la visione? La visione è una storia d'amore con un'idea, ma amore come passione, come gioia di vivere, come coinvolgimento, come voglia di fare la differenza, come andare controcorrente, come avventure condivise. Penso che sia questa la cosa più importante in assoluto, credere in ciò che non si vede. E se c'è alcune cose che io ho visto a Roberto e tutte quante le persone che sono qui oggi, è che la prima domanda che Roberto si è fatto e mi ha fatto molti anni fa è: come possiamo vincere in questo business? Perché va bene essere dei visionari, ma l'obiettivo è vincere. No, non è il gruppo Vacanze Piemonte che fa la partita a calcetto, a pallavolo la sera per divertirci, ok? Qui siamo nella Champions League, quindi quando tu entri in campo entri per vincere. E questa domanda è stata molto precisa, perché sulla base di questa domanda si scelgono le persone con le quali vogliamo collaborare, gli investimenti che vogliamo fare, i punti di forza, le aree di miglioramento e i valori su cui vogliamo insistere. Perché sono particolarmente felice di essere qui oggi? Perché qui la parola vuota non è valore, questa è la parola piena. In molte aziende vedo vision, values, comportamenti, behaviors, tutte parole bellissime appese alle pareti, ma qui le vedo agite costantemente. E allora persone e valori sono quelli che fanno la differenza vera in qualsiasi organizzazione. E quello che ho notato è che ci sono 3 grossi ostacoli al successo. Pensare troppo in grande, pensare troppo in piccolo e pensarci troppo. E dell'esempio dell'Albania, no? Quando prima sul palco Roberto ha detto sono intuitivo, buttiamoci. E ancora una volta so che fra qualche anno quando verremo qui, e sarà un successo anche la Coldwell Banker in Albania, è perché tutti avete creduto in ciò che non si vede. E quello che disse Mester, la mia forza non proviene da quello che ho fatto, dalle idee per il passato, dalla prestazione del passato, ma proviene dalle idee per il futuro. L'entusiasmo e la passione proviene da quello che dobbiamo ancora fare e vogliamo ancora fare. Quindi quando si parla di innovazione come elemento competitivo, come volontà di fare qualcosa di più, di meglio, prima dei competitor. Questa è innovazione e lo possiamo fare solamente insieme.
Chi mi conosce, ha già fatto dei corsi con me, sa che ogni tipologia di corso, qualsiasi, da quasi 40 anni io inizio dicendo che 1 più 1 deve fare più di 2, perché se 1 più 1 fa 2, tanto vale restare da soli. 1 più 1 deve fare qualcosa più di 2, può anche essere 2,01, ma quello 0,1 avrà giustificato il fatto che siamo stati insieme a migliorare, a crescere, a metterci in discussione, e possiamo dire che facciamo squadra se tutti siamo coesi e remiamo nella stessa identica direzione. E l'obiettivo non è che qui dentro ci sia qualcuno di più intelligente, l'obiettivo è che tutti insieme rendiamo questo salone più intelligente. Questo è andare insieme nella stessa direzione. E grazie. E sembra che Roberto ci siamo messi d'accordo, ma non è così, ve lo giuro, ve lo giuro. Quando mi ha detto, senti Sergio, fai tu, mi fido di te, ti conosco da anni, fai tu, abbiamo gli stessi valori, abbiamo delle cose, fai tu. Poi, quando leggo il programma stamattina, ho visto che c'è una parola che ci accomuna, che ho percepito e ho sentito più volte anche qua sul palco dagli ospiti che mi hanno preceduto, ed è eccellenza. Io penso che quando il gioco si fa duro, l'eccellenza fa la differenza. Ce ne sono tanti bravi oggi. Essere bravi oggi non è sufficiente. Devi essere eccellente. Si vocifera che una cosa che Steve Jobs chiedeva a tutti i suoi collaboratori girando nei corridoi era: come possiamo fare ciò che non è mai stato fatto prima? Perché questa domanda alimenta creatività, alimenta innovazione, alimenta voler andare a cercare delle cose che non ci sono ancora. E quando si parla di eccellenza, a me piace moltissimo la definizione che da un certo Thomas Merton, che ha creato queste linee di sedie famosissime, e lui diceva: la grazia peculiare di una sedia shaker è dovuta al fatto che è stata creata da qualcuno che sia in grado proprio di credere che un angelo possa venire a sedersi sopra. Penso che questo possa essere una definizione eccezionale di eccellenza. Io lo dico spesso ai miei ragazzi e al mio team: dovete immaginare di fare aula o vendere dei progetti formativi immaginandolo che sia un angelo a usufruirne, vendere un immobile immaginando che sia un angelo che vada ad abitare in quella casa lì, farlo con la grazia, con il garbo, con l'eleganza che vi contraddistingue. Oggi dobbiamo essere eccellenti. Ed eccellenza organizzativa cosa significa? Persone, quindi leader imprenditori, che siano al servizio di persone, tutti i componenti del team, e che queste persone siano al servizio di altre persone che sono i nostri clienti. Questo è eccellenza organizzativa. E creare l'eccellenza non è un lavoro, è un atto morale, non è un lavoro essere eccellenti, deve essere una sana, positiva abitudine. L'eccellenza è un'abitudine e l'organizzazione, qualsiasi organizzazione, può migliorare e diventare eccellente nella misura in cui tutte le persone che sono coinvolte vogliono diventare eccellenti e danno veramente il massimo. E andare veramente insieme nella stessa identica direzione. E allora, come è raggiungibile l'eccellenza? Perché ovviamente non possiamo diventare eccellenti parlandone un quarto d'ora sul palco, avremo bisogno di molto più tempo, ma credo che potremmo mettere a terra alcune cose. Primo, tu puoi diventare eccellente impegnandoti più di quanto ritenuto pratico dalla maggioranza. C'è una parola che forse, essendo boomer, no, io utilizzo un po' troppo, ma secondo me sacrificio oggi è una parola sana. Si sente in giro, ma perché sacrificarsi? Sacrificio vuol dire rendere sacro. Questo è sacrificio. Il nostro lavoro è sacro, quello che facciamo noi è sacro. Disciplina è una parola attuale, perché la disciplina ci rende liberi, la disciplina ci rende maestri di quella cosa, ci mette in condizione di essere preparati. E tu devi essere così preparato nel tuo lavoro che sembri spontaneo, autentico, naturale. La perfetta preparazione ti permette di essere spontaneo. Abbiamo avuto un campione del mondo qui e penso che come campione del mondo, quando si allenava 8 ore al giorno, l'ha fatto perché quelle capacità diventassero automatiche e spontanee. Quindi per essere eccellenti devi essere disponibile a impegnarti un po' di più di quanto si impegni la maggioranza oggi. L'eccellenza è raggiungibile anche rischiando più di quanto ritenuto sicuro dalla maggioranza. Lo sappiamo, si parla sempre di zona di comfort, tutti oggi parlano da anni di zona di comfort, però molti ne parlano. Quanti realmente vedono l'uscita dalla zona di comfort come un vero miracolo?
Quanti vedono le opportunità che sono fuori dalla zona di comfort? Quindi tu devi rischiare più di quanto ritenuto sicuro dalla maggioranza. Puoi raggiungere l'eccellenza sognando più di quanto ritenuto, anche qui, pratico dalla maggioranza. Sono abbastanza cresciuto negli anni per sapere che non è vero che tutti i sogni si realizzino. Ci sono delle bellissime frasi da Baggio Perugina, no? Che dicono credi nella bellezza dei tuoi sogni ed essi ti apparterranno. No? Bellissime frasi, ci sono anche sulle magliette. Poi cresci e ti rendi conto, ce lo possiamo dire tra adulti, che non è vero che tutti i sogni che abbiamo avuto si sono realizzati. Se avessi avuto la capacità o avessi avuto la fortuna di vedere tutti i miei sogni realizzati, farei o l'astronauta o il calciatore. Volevo anch'io da piccolo fare il calciatore, non ce l'ho mai fatta pur impegnandomi. Allora penso che non sia vero che tutti i sogni si realizzino sempre, ma sono convinto di una cosa, che c'è qualcosa di molto peggiore del non vedere realizzati i propri sogni. E sapete qual è? Esattamente, non averli. E quando non li hai, non puoi essere eccellente. Eccellenza vuol dire sogna più di quanto ritenuto pratico e concreto dalla maggioranza. E poi l'eccellenza è raggiungibile aspettandosi da se stessi e dagli altri molto più di quanto ritenuto possibile dalla maggioranza. Quel chilometro in più, quel miglio in più, quella telefonata in più, quell'appuntamento in più, quel feedback in più, quell'attenzione in più possono realmente permetterci di diventare totalmente eccellenti. E allora quello che mi sento di fare con voi e condividere con voi oggi sono alcuni piccoli suggerimenti, azioni, perché io sono un fautore della semplicità, del back to basic. Sarà che ho avuto anch'io una vita sportiva nel mio passato, molto passato, ma sono proprio convinto che dovremmo tornare alla semplicità, che non ha nulla a che vedere con la banalità. Una cosa può essere semplice senza essere banale, anzi una cosa semplice è realmente qualcosa che può fare la differenza, di tremendamente importante. Allora alcuni piccoli suggerimenti, ma piccoli scritto in grande, per diventare ancora più eccellenti di quanto siamo. Primo, inizia a lavorare prima del solito. Dice, ma come Sergio, ma ancora prima di quanto faccio? Sì, perché mentre siamo qua, là fuori c'è un sacco di gente che sta pensando a come fregarci i clienti. Mentre io sono qui, c'è un sacco di gente che sta pensando a come fregarmi i miei clienti. Ecco, e se c'è una cosa su cui sono proprio totalmente egoista, sono i miei clienti, io non li voglio condividere con nessuno. Quindi inizia a lavorare prima del solito e se è il caso finisci un po' più tardi del solito. Non sono un fautore del duro lavoro a prescindere, sono un fautore dei risultati. Se riesci a arrivarci in poco tempo bene, altrimenti compensano il duro lavoro. Sarà che sono cresciuto con mio padre, che lo dico con grande fierezza, uomo che dopo la guerra mondiale si tira sulle mani, che dorme su sacchi di farina, fa il fornaio, fa il pasticcere, quindi una persona che non aveva molta cultura, quanto elementare, molto sveglio, ha sposato mia madre che aveva la quinta. Quindi si è messo in casa una iena, perché mia madre spesso gli diceva stai zitto, parlo io che ho studiato più di te. Allora poi ha ragione, perché era il 20% in più di studi, però non faceva 10 anni in 2, ma mia madre se la tirava. Ecco. Però ho capito cosa volesse dire duro lavoro quando è il caso. E quando in alcuni momenti da imprenditori i risultati non arrivavano, compensavano col duro lavoro. Non abbassavano gli standard, aumentavano. Anche se vi tocca scavare sempre più in basso, e delle volte capita, fatelo con un sorriso. È disarmante. È disarmante. E quando mi dicono, senti Sergio, ma se proprio non c'è nulla da ridere, cosa devo fare? Fingi. Avete capito bene? Fingi. No? Non vuol dire essere falsi, vuol dire essere dei professionisti. Perché a me potrebbe essere successo di tutto ieri sera, e qualcosa mi è successo in effetti, ma giustamente a voi non interessa. E tu fai il tuo lavoro col massimo del sorriso. Non sai l'altra persona che sorride, che può aver avuto una vita magari nettamente peggiore della tua, e ciò che per te magari è normale, per quell'altra persona è un sogno. Quindi tu sei professionista non sul lavoro, tu sei professionista della vita. E quando sorridi hai più persone che stanno vicino a te e magari quando sorridi trovi che forse non c'era magari così tanto di cui disperarti. Quando puoi sorridi, è disarmante.
Altro suggerimento, superate abitudini e consuetudini. Siamo nel 2025 inoltrato, sento ancora aziende, piccole, medie, grandi, che dicono abbiamo sempre fatto così, non abbiamo mai fatto così, sei quello che lasci, non sei quello che trovi, squadra che vince non si cambia, non è vero, neanche nel calcio squadra che vince non si cambia, vale più, ok? Tu devi continuamente migliorare e cambiare. È vero, oggi l'intelligenza artificiale ci preoccupa? Dipende. Anch'io sono molto arrabbiato quando il figlio di un mio amico in 28 minuti cronometrato, non ci voleva credere, ha creato un corso con 80 slide. Sul momento ho detto, com'è possibile? Impiegavo mesi a creare un corso con 80 slide, questo in 28 minuti l'ha fatto. Sul momento volevo ucciderlo, poi sapete cosa ho fatto? L'ho assunto. Perché è più bravo di me. E mi libera il tempo per fare delle cose che magari per me sono prioritarie. E mi ha liberato del tempo per pensare di più, per riflettere di più, per avere più problem solving, per fare le cose che molto tempo non facciamo, perché più cresci nella scala gerarchica, più il tuo tempo deve essere produzione di pensiero. Quindi quelli bravi, teniamoceli e facciamoli crescere. Dimenticate i tempi andati, Trovo ancora molte persone, ma 20 anni fa, 20 anni fa è cambiato il mondo. No, ma se avessi i collaboratori biondi con gli occhi azzurri non li hai. Ah, ma se non ci fossero i dazi, ci sono. Come la mettiamo? Dimenticate i tempi andati, la nostalgia nel lavoro è devastante. C'è un famoso sportivo, un certo Björn Dahlin, che ha vinto tutto più volte nello sci di fondo, uno dei più grandi atleti mondiali non solo nello sci di fondo. Lui disse, il segreto della mia vittoria è che io lavoro più degli altri e non mi fermo ad ammirare. Cioè ho un mucchio di medaglie lì, finito, basta, devo guardare avanti. Se guardi sempre solo il tuo passato, non hai più la forza per importi nel futuro. Lo dico sempre, questo lavoro l'ho iniziato nell'86, eravamo in 5 a fare formazione. Adesso siamo in 5 che non la fanno. Una volta si diceva chi non sa cosa fare fa l'agente immobiliare. Vi abbiamo superato nei formatori. Chi non sa cosa fare fa il formatore adesso, no? Tutti coach, mental coach, pensate che figo. Oh? E cosa faccio? Vivo pensando 40 anni fa com'era, è cambiato completamente. Non guardare sempre il tuo passato, vivi là. Ho 60 anni, so perfettamente che devo preoccuparmi del futuro. Ma preoccuparmi del futuro non vuol dire entrare in ansia. Ma devo preoccuparmi del futuro perché è là che andrò a vivere. E so benissimo, avendo 60 anni, che avrò meno anni di vita di quanti ne ho vissuto. Credo molto nella scienza, ma non penso che fra 120 anni sarò ancora qui. Ma io devo occuparmi prima adesso di quello che sarà là. Non possiamo vivere pensando sempre come era una volta. Ascoltate di più. Si parla di basic, ascoltate di più, ma non solo perché abbiamo 2 orecchie e una bocca, ascoltate di più perché ascoltare ci porta ad avere migliori relazioni. Ed è relazione ancora che fa la differenza in un rapporto, la relazione, esserci, ascoltare, ma non ascoltare per avere ragione, non ascoltare per competere, non ascoltare per controbattere e rispondere, ascoltare per capire, ascoltare per ascoltare. Quando ascoltiamo veramente una persona, ascoltare significa rispetto. Giovanni Galli ha parlato di rispetto, ascoltare è il più grande segno di rispetto che possiamo dare alle persone, ascoltare è la base della collaborazione, ascoltare è un fattore fondamentale per chiudere una vendita. E soprattutto ascoltare è la base per un servizio leggendario. E tu devi essere leggendario nel tuo servizio, devi fare la differenza. Le persone devono capire perché siamo unici, non solo perché lo diciamo, lo devono capire, lo devono vivere ogni giorno nelle nostre agenzie. Alcuni suggerimenti: curate i dettagli come non avete mai fatto. In un mondo di commodity dobbiamo curare i dettagli che non abbiamo mai fatto. Se non è sufficientemente chiaro, ragazzi, curate i dettagli come non avete mai fatto. Avete un dubbio? Curate i dettagli come non avete mai fatto. È lì che fa la differenza. Di bravi ce ne sono. Tu fai la differenza nei dettagli. Quella è la differenza tra un ritratto e un capolavoro. Fate networking come dei pazzi, comunicate, avete parlato di personal brand, comunicate. È alla base del successo di un individuo, ma ogni tanto fermiamoci e riscopriamo il significato della riflessione, perché è inutile fare tanta strada se stai andando nella direzione sbagliata. Ogni tanto fermati e guarda se stai andando nella direzione giusta. Stabilite le priorità.
e rispettatele. Io per anni ho fatto il criceto manager, ero sempre nella ruota che giravo come un pazzo, ti spostavo 3 centrali nucleari come dispendio di energie fisiche, però ero sempre fermo. Da criceto manager mi sono evoluto e sono diventato un manager cyclette. Sono uscito e inizio a pedalare, ma sempre fermo. Poi da un giorno ho detto, senti, ma mettiamo un motorino piccolo, un booster, qualcosa che con tutto quello sforzo mi porti almeno un po' più avanti? Dobbiamo fermarci ogni tanto a riflettere e andare più veloci di prima. Raddoppiate, anzi raddoppiate lo lasciamo agli altri, voi siete già bravi, dovete triplicare lo sforzo di mettervi nei panni del cliente. Si parla tanto di empatia, ma poi lo siamo veramente? Dobbiamo realmente metterci nei panni delle persone che abbiamo di fronte. Ricordatevi di amare il prossimo, che non vuol dire avere la sindrome umanitaria del Madre Teresa di Calcutta o la sindrome del Barilotto, quello del San Bernardo, avete presente? Non è quello, no? Ma essere umani oggi non è fragilità. Essere umani è un aumento, un'efficacia alla nostra risorsa. Guardate, un esempio che faccio spessissimo, perché mi è capitato che tempo fa avevo un'aula con 200 parrucchieri. E ammetto che quando mi hanno detto, senti Sergio, ma il parrucchiere fa formazione, no? E anch'io sul momento ho detto, ma poi io non ho mai conosciuto una categoria come quella dei parrucchieri che fa così tanta formazione. Cioè è incredibile, no? Tutte le domeniche, tutti i lunedì sono in aula. Tutte le domeniche, tutti i lunedì, a fare corsi tecnici, ovviamente di taglio, di colore, ma a fare corsi anche sulla motivazione, a fare corsi sulla relazione, sull'ascolto, alcuni devono essere dei veri e propri psicologi, no? Ed è un lavoro impegnativo, quindi tutte le domeniche, tutti i lunedì sono in aula. E mi trovo con questi 200 titolari, no? Perché non è il signor Pino o la signora Pina che lavora in nero sotto il casco al quinto piano, che non lo sa nessuno. Qua parliamo di imprenditori. Conosco degli imprenditori in quel settore che hanno 50-60 saloni, con 5 dipendenti l'uno, sono 300 dipendenti, fanno milioni di euro a colpi di spazzola, ok? Quindi sono dei personaggi pazzeschi, no? Poi il bello è che qualcuno è pure calvo e gode come un matto, perché dice, guadagno un sacco di soldi, sono pure calvo, no? E faccio il parrucchiere, bellissimo, no? E uno di questi mi dice, ma guarda Sergio, io capisco che tu mi dica di amare il prossimo perché voler bene ai clienti, no? Ma tu come lo metti quando io ho una cliente che viene tutti i sabato pomeriggio e non va mai bene niente? Chissà quanti clienti avete incontrato voi che non va mai bene niente. E io lo ascolto attentamente, poi dico, scusa, viene tutti i sabati? Sì. Ma tutti? Sì, tutti. Ma da quanti anni? Da 3 anni. Ma Sergio, però ogni volta non va bene niente, no? Cioè, ogni volta non va bene la lavorante, non va bene il profumo dello shampoo, una volta non va bene l'igiene, una volta non va bene il taglio, una volta non va bene le mesh, no? E dico, scusami, viene tutti gli anni, da anni, tutti i sabati? Sì. Tu sei cosciente che grazie a questa persona l'anno scorso sei andato alle Maldive, hai comprato la macchina più lunga, magari hai ristrutturato la casa, hai mandato tuo figlio in quella scuola, l'hai mandato a studiare all'estero, cioè sei cosciente? È fatta così, è brontola così. Poi lo guardo, rischiando di essere un po' omofobo, chiedo scusa, ma è una battuta, pensa quanto sta peggio suo marito che se la becca gratis ogni sera, no? Però ragazzi, cioè, è fatta così. La nostra umanità deve essere qualcosa che fa la differenza. Vogliamo bene alle persone, la nostra umanità è una risorsa ai fini della crescita, ai fini della vostra efficacia, ai fini della vostra autocentratura. Non è una debolezza. Il coraggio di essere vulnerabile è importante, il coraggio di saper chiedere aiuto, il coraggio di dire non ce la posso fare, dammi una mano. È finita l'epoca di Superman o di Wonder Woman, no? Quindi ricordatevi di amare il prossimo e ascoltarlo. E poi tutto questo è legato a uno dei principi in cui io credo di più in assoluto, che è il nono principio di Dale Carnegie. Dale Carnegie è colui che ha dato il nome alla mia organizzazione, l'ha fondata nel 1912, sono 113 anni, io ho fondato solo la Dale Carnegie Italia, e Dale Carnegie ha scritto un libro, ne parlavo prima con Paolo, è un libro che ha 89 anni, un libro che voi lo leggete oggi, sembra scritto oggi. È un libro senza tempo, parla di rapporti,
e parla del fatto che in un mondo interamente connesso, proprio la connessione più importante rimane quella umana. In un mondo in cui mandiamo messaggini, siamo sui social, la connessione più importante rimane quella umana, è un basic. E Del Carnegie nel suo libro su queste relazioni dice: fate sentire importanti gli altri e soprattutto fatelo sinceramente. Sapete perché? Perché lo sono. Ma siamo tutti così, e mi metto in prima fila io ogni tanto, che ci lamentiamo, poi però non riusciamo più a dire quelle cose a quella persona perché magari non abbiamo più la possibilità. E diciamo: ah, ma com'era importante, lo dice a tutti ma non l'ha mai detto a quella persona. Fate sentire importanti gli altri, perché lo sono. No? Allora, che mi piacerebbe oggi, è che uscito di qua, immaginiate che ogni singola persona che incontrate abbia un cartello, no? Tipo questo qui, che dica: fammi sentire importante. E quando faccio sentire importanti gli altri, la vostra vita sarà un successo, perché voi non avrete successo, ma sarete persone di successo. Le persone hanno bisogno di sentirsi importanti. Allora fatele sentire importanti. Quindi quando agite con qualcuno, pensate sempre che dovete prendervi cura dei vostri pensieri quando siete da soli, ma prendetevi cura delle vostre parole quando siete con gli altri. Fateli sentire importanti, perché dovete agire come se quel che fate facesse la differenza. Sapete perché? Perché la fa. Quando stamattina sono venuto qui, alle 9:30, mi è tornato in mente quello che mi è successo qui qualche anno fa. E ero con la mia compagna, un ragazzo che conoscevo mi ha chiesto: senti Sergio, abbiamo una convention, è una domenica, e a Riccione ti vorremmo avere per un'ora. Io ho detto: ma guarda, che miseria, anche la domenica non ci sono mai, no? Questa condanna è piacevole però del tuo lavoro. E ho pensato: beh, però dai, cioè, è comunque una domenica a Riccione, era verso maggio. Sai che ti dico? Parlo con Susanna, la mia compagna, e le dico: senti, partiamo venerdì sera, passiamo venerdì sera a Riccione tutto il sabato, al mattino facciamo una bella colazione, pranzo, nel pomeriggio vengo qua al Pala Congressi, faccio il mio intervento e me ne vado via. Quindi uniamo l'utile al dilettevole, stiamo insieme, passiamo un bel weekend e in più vengo anche pagato, quindi è il massimo. E passiamo un bel weekend insieme, passiamo il sabato sera, cenettina, poi al mattino colazione, ci prendiamo il nostro tempo, poi dopo pranzo verso le 3 sono sulla scala là, che sto salendo là fuori. Salgo e a un certo punto sento una voce: ma lei è il signor Borra? Dico sì, un ragazzo bellissimo con capelli con i ricci, sembrava Napo Orso Capo, non so se voi ricordate quello che fa, bellissimo, si avvicina, dice: ma signor Borra, ma è proprio lei? Sì, guarda, però scusa, non ti ricordo, chiedo scusa, no, ma posso immaginare, ma si figura poi lei con tante persone che ha avuto in aula, poi ma lei signor Borra, ma io glielo devo dire, avrei voluto collegarmi con lei su LinkedIn, non ho mai osato, ma io glielo devo dire, cioè lei, quando ha fatto quell'intervento a Loano, sì, a Loano, mi ricordo, in Liguria, avevate più di 200 persone, sì, ecco, io ero lì, sì, no, mi ricordo benissimo, 3 ore di intervento, sì, guardi, lei in quell'intervento mi ha cambiato la vita. Sono quelle cose, no? Che poi te lo dicono di fianco a tua moglie, no? Che dici, che mi ricordo, chiedo scusa, l'ho guardata, ma l'ho detto testuale, tuo marito non è proprio un coglione, vedi? E mia moglie contenta, io contento, a un certo punto dice: sì, perché guardi, io dopo quel suo intervento, signor Borra, sono arrivato a casa, ho finalmente parlato con mio padre e ho preso una decisione, ho lasciato l'università. Cioè, io mi sono spento, mia moglie ha cambiato espressione, ma cosa dici tu in aula a questi ragazzi quando vengono? Io non sapevo cosa dire, lui ha capito la gaffa e mi dice: no, le spiego, signor Borra, le spiego un attimo, le spiego. No, e che vede, io facevo l'università, e quel tipo di università, perché? Perché mio nonno ha fatto quell'università, mio padre anche, mio fratello anche, io ho dovuto farla. In 3 anni ho dato un esame. Mi vergogno a dirle tutte le scuse che ho trovato. Ho pensato anche di falsificare gli esami, cioè, io uscivo, non andavo all'università, ho avuto dei momenti veramente tosti. E poi un giorno sono venuto a assistere a quel suo evento
E quella sera ho preso una decisione. Sono andato a parlare con mio papà. Ho lasciato l'università. È passato qualche anno, signor Borra. E adesso ho un'azienda. Ho già 12 dipendenti. Un'azienda di droni. Io sono appassionato di droni. Ho già 12 dipendenti. Guadagno un sacco di soldi. Ma soprattutto mio papà è la persona più felice del mondo. Signori, non sono un bambino, grazie. Io vi giuro, ho guardato mia moglie e l'ho detto, valeva la pena, veramente, ma proprio valeva la pena fare questo lavoro da così tanti anni, solo per vivere questo momento. Noi dobbiamo agire come se quel che facciamo facesse la differenza. La fa. Non lo saprete mai, fa lo stesso. Se io fossi arrivato 5 minuti prima o 5 minuti dopo, non avrei incontrato quel ragazzo. Fa lo stesso. Ma l'importante è che noi sappiamo che quel che facciamo possa fare la differenza. La fa. Agite come se veramente la facesse. Perché io non posso fare sempre le cose che amo, non è possibile. Ma posso scegliere sempre di fare con amore le cose che faccio. E questo, credetemi, fa tutta la differenza del mondo. Diventate numeri 1 nell'assumervi le responsabilità in tutti i settori. Responsabilità vuol dire abilità di responso. Noi siamo responsabili per quello che facciamo, siamo responsabili per quello che non facciamo, siamo responsabili dei nostri atteggiamenti, siamo responsabili dei nostri comportamenti. Perché se lo sai non agisci, diventi complice. Diventate numeri 1 nell'assumervi le responsabilità. Picchiate forte prima di rinunciare, non si molla fino all'ultimo secondo. Picchiate forte, tenete duro. E procedete con la velocità dei migliori. Alzate l'asticella. Conosco troppe persone che per sentirsi migliori salgono sulle spalle di un nano, sali sulle spalle dei migliori, confrontati con quelli che ce l'hanno fatta, confrontati con persone che sono realmente persone con la P maiuscola. Perché il viaggio verso la grandezza umana, personale, professionale, comincia quando la nostra tendenza a scegliere ciò che è comodo, sicuro nell'area comfort, viene superata da un obiettivo un po' più grande, che richiede costanza, tenacia, resilienza e generosità. E generosità cosa vuol dire? Vuol dire dare tutto adesso. Essere generosi verso il futuro vuol dire dare tutto nel presente. Ed è pazzesco quando stamattina ho visto quello spezzone di Maverick, quando Maverick ha detto è il mio posto, ma soprattutto ha detto non oggi. Perché sembra che io e Roberto siamo messi d'accordo. Un giorno ci toccherà morire, Snoopy. Certo, Charlie. Gli altri giorni no. Oggi no. E come disse Robin Williams, se dovesse capitare di passare davanti alla mia tomba, vedrete che lì ci sono 2 date con un trattino in mezzo. Guardate attentamente quel trattino, perché è l'unica cosa che realmente conta. Allora il mio augurio, signori, è quello veramente di vivere una gran, bella, buona vita, perché così, quando invecchieremo, ci gireremo indietro e ce la godremo una seconda volta. Grazie mille e buona continuazione. Grazie mille e grazie Roberto per l'invito.